Agrigento domani venerdì 12 luglio nel centro storico in piazza San Francesco alla Mojo alle ore 22 si esibirà in concerto il gruppo Opera Buffa Band. La performance sarà occasione anche per la presentazione di un inedito. Ascoltiamo il leader della band, Dario Adragna. Ad Agrigento, venerdì 12 luglio in piazza San Francesco, nel centro storico alla Mojo. Alle ore 22 si esibirà in concerto il gruppo musicale Opera Buffa. Il concerto sarà anche occasione per la presentazione di un inedito di Opera Buffa. Il leader della band, Dario Adragna. Ci siamo quasi, tra le due domeniche dove si festeggerà il Santo Nero, venerdì 12 concerto Opera Buffa, Ciaula, Mojo. Vi aspettiamo, vi invitiamo perché ce ne saranno delle belle, si ascolterà della musica, ma soprattutto ci sarà anche la presentazione del nostro inedito, Vera, tratto da un brano da me scritto e arrangiato dagli Opera Buffa. Saremo di più, qua ne vedete 3, ma siamo 8, una big band. Ne approfitto anche per ringraziare Crizia Vinciguerra, la cantante dei Crimard che parteciperà con noi. Saremo lì, vi aspettiamo. Nel nostro concerto ci saranno una serie di eventi che non stiamo qui a dirvi, venite e scopritelo da voi. Nel frattempo volevo anche ringraziare chi in questo caso ci ha permesso di essere qui da fare da sponsor, che è un grande uomo, il nostro gigante buono, che è Sergio Criminisi, per lanciare un messaggio al nostro Andrea Camilleri: no filter, no feltri. Sergio Criminisi è già conosciuto nell'ambiente agrigentino, è un grande artista e tra l'altro insieme alla moglie Antonella ha partecipato nel reparto oncologia per fare un murales dei suoi in maniera del tutto gratuita. Quindi che cosa volete? L'evento è gratuito, quindi potete venire e partecipare insieme a noi. Nella nostra band la formazione ci sono io che sarò il cantante, poi abbiamo Nino Cardella che sarà alle tastiere, Francesco Marullo alla batteria, il maestro Agro, il maestro Pontillo, Mario Vetro, dimentico qualcuno, Davide Lauricella e poi ci sarà Girolamo Muscardera alla tromba. Che dire, siamo pronti, vi aspettiamo, ci vediamo presto. Il vostro repertorio? Il nostro repertorio varia, noi nasciamo come gli Opera Buffa, come repertorio del tutto italiano. Ci siamo evoluti, come sapete benissimo ormai il mondo commerciale e musicale si evolve e noi ci siamo messi in gioco. Abbiamo fatto della musica reggae, ska e tra l'altro il nostro inedito si abbraccia tra lo ska e il reggae, tutto arrangiato a modo nostro. Poi senza dimenticare anche i grandi autori italiani come De André, Paolo Conte, Battisti, quindi ne abbiamo di che cantare e di ballare.